Focus TG, buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. C'è un'ampia pagina di cronaca oggi in apertura di telegiornale, tra poco ci collegheremo anche con la nostra redazione di Bassano del Grappa con la collega Vanessa Banzato per il crollo dello storico Teatro Astra, un edificio che si trova nel cuore di Bassano. Tanto si è discusso sulla riapertura di questo appunto teatro tanto amato dai cittadini bassanesi. Ieri purtroppo il crollo di parte della copertura. Come vi dicevo, siamo in attesa di collegarci con Bassano del Grappa. Alle 12:30 invece andremo a Marghera per la conferenza stampa del presidente Luca Zaia e dunque tutti gli ultimi aggiornamenti con i dati sia per quanto riguarda i contagi ma soprattutto quelli della campagna di vaccinazione con il presidente Luca Zaia. Alle 12:30 saremo in diretta da Marghera. Partiamo con il telegiornale, come vi dicevo, ampia pagina di cronaca in apertura. 6 persone sono state rinviate a giudizio dal Tribunale di Padova per il tragico incidente del 13 maggio del 2018 alle acciaierie venete, costato la vita a 2 persone. Sentiamo. Non è ancora arrivato. Non è ancora pronto il servizio, mi dice dalla regia il collega Fabio Verin. Tra poco ti chiamo. Allora andiamo avanti con un maxi sequestro al centro ingrosso Cina di Padova, dove la Guardia di Finanza ha posto i sigilli a milioni di articoli per negozi e uffici potenzialmente pericolosi per la salute. Vediamo. Scaffali e scaffale di merce potenzialmente non sicura stivata all'interno della sede di una società del centro ingrosso Cina e in un altro capannone sempre a Padova. La Guardia di Finanza patavina ha sequestrato 18 milioni e mezzo di articoli per negozi e uffici, vetrinette, espositori di gioielli e manichini per un valore commerciale di circa 5 milioni di euro. Tutta la merce, secondo una modalità purtroppo consolidata, era entrata in Italia dalla Cina passando per le dogane di altri paesi europei e, in palese violazione delle norme, era priva di ogni dato che permettesse di rintracciarne l'origine o la presenza o meno di sostanze o materiali pericolosi. Guai per il legale rappresentante della società importatrice. È stato segnalato infatti alla Camera di Commercio e potrebbe vedersi arrivare una sanzione fino a 30.000 euro. Si è aperta questa mattina a Bologna la Camera Ardente di Michele Merlo. Come vi dicevo, il 28enne di Rosà che ha perso la vita, famoso cantautore che ha perso la vita a causa di una leucemia fulminante. Questa mattina appunto l'apertura della Camera Ardente rimarrà aperta per l'intera giornata, poi il Michele tornerà nella sua Rosà, nel suo paese natale per in attesa del funerale che si svolgerà venerdì pomeriggio. Come vi dicevo appunto, lo spostamento oggi pomeriggio verso Rosà, dove domani sarà aperta la Camera Ardente presso gli istituti Maria Ausiliatrice in via Roma a Rosà. Poi venerdì pomeriggio l'ultimo saluto a Michele Merlo. Siamo pronti per il collegamento con Bassano del Grappa, con la nostra Vanessa Banzato. Chiedo alla regia se è possibile avere appunto il collegamento per raccontarvi del crollo del Teatro Astra. Sì, Monica, buongiorno a te, ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici. Alle mie spalle vedete il Teatro Astra, lo storico teatro di Bassano del Grappa, tra l'altro chiuso dal 2009. Ci sono le transenne che nel tardo pomeriggio di ieri hanno posto i vigili del fuoco dopo il crollo che si è verificato attorno alle 18. Una parte del tetto ha ceduto ed è piombata letteralmente all'interno della struttura. Un cedimento
probabilmente causato dall'abbandono dell'edificio storico. Tra l'altro questo posto ha importanti vincoli monumentali e probabilmente causato anche dalle infiltrazioni di acqua. Un edificio totalmente abbandonato, di proprietà privata, vogliamo ricordarlo, totalmente abbandonato negli ultimi anni, un cedimento strutturale e la fortuna è stata davvero che in quel momento, visto che stavano facendo dei lavori all'interno, non ci fosse nessuno. C'erano dei lavori, adesso non si è ancora capito la tipologia di lavori in corso, in atto in quei momenti. Fatto sta che per fortuna nel momento del cedimento appunto ci sono delle immagini che ci hanno girato, tra l'altro si vede proprio il crollo tra le poltroncine, quelle che erano le poltroncine dello storico teatro, il palco dello storico teatro, quindi davvero sarebbe stata una vera e propria tragedia se ci fosse stato qualcuno. Adesso è da capire come muoversi, quali interventi dovranno essere fatti per cercare di arginare al massimo qualsiasi altro cedimento, perché in questo momento ha ceduto la parte interna. C'è da scongiurare al massimo qualsiasi appunto crollo che possa interessare anche la parte esterna, quindi la strada, l'amministrazione comunale dovrà appunto cercare di capire assieme alla proprietà come muoversi. Ricordiamo edificio sottoposto a vincolo monumentale di proprietà privata, chiuso dal 2009, e tra l'altro di Teatro Astra se ne è parlato soprattutto negli ultimi anni tantissimo, con ancora l'ex giunta Poletto che aveva avanzato l'ipotesi di poterlo acquisire, tra l'altro una spesa importantissima perché è tutto da prendere in mano, da sistemare e ristrutturare, una proposta che è stata presa anche dall'attuale amministrazione, però ancora è tutto fermo. Quindi Teatro Astra, ai noi, ancora un ennesimo gioiello di Bassano del Grappa che è a forte rischio, tra l'altro a rischio anche la sicurezza della città. Monica. Vanessa, stiamo vedendo le immagini del crollo che ha interessato parte della copertura del Teatro Astra, immagini davvero tremende. Come hanno reagito i bassanesi alla notizia, visto che il tema del teatro è un tema molto sentito nella città ai piedi del Grappa? Beh, guarda, sui social veramente è scoppiata una vera e propria bomba, perché tutti hanno espresso il loro pensiero sui social, e tra l'altro è un pensiero molto triste, cioè si sente davvero il forte legame che c'è tra i bassanesi e lo storico teatro di Bassano del Grappa. Per la prima volta, se non erro, è stato nel dicembre del 1949 c'è stata un primo spettacolo all'interno della struttura, un teatro a cui i bassanesi sono molto legati, quindi c'è parecchio dolore, c'è dispiacere. La gente vorrebbe davvero che tornasse a essere il punto di incontro della cultura, dell'arte principale di Bassano del Grappa, come lo è stato per tanti anni per la città. Insomma, ricordiamo tutti gli eventi, grandissimi eventi, importanti anche per la cultura e per la società, per la città stessa, che si sono tenuti all'interno del Teatro Astra. Quindi sì, c'è una Bassano che è parecchio così triste, ecco, per quanto è successo. Dicevi che stavano effettuando dei lavori all'interno di questa struttura che si trova nel cuore proprio storico di Bassano. Perché l'ho persa? Abbiamo perso il collegamento con la nostra Vanessa Banzata. Vanessa, mi senti? No, allora andiamo avanti con il telegiornale. Abbiamo appunto raccontato di questo crollo, di questo appunto cedimento di parte della copertura dello storico Teatro Astra di Bassano del Grappa, un edificio storico, una città amareggiata per quanto è accaduto. Si è parlato per anni della riapertura di questa struttura che, lo ricordiamo, è privata, ma insomma per tanti anni è stato il centro culturale della città del
del Grappa con manifestazioni, cinema e rappresentazioni teatrali. Ora questo crollo, una ferita davvero nel cuore della città di Bassano. Ci fermiamo adesso per qualche minuto. Torniamo con il collegamento, mi hanno avvisato dalla regia che probabilmente è pronto il collegamento. Possiamo tornare a Bassano? No, l'ho persa ancora. Io mi sa che ti ho persa. Ecco. Dicevamo, stavi dicendo che appunto stavano facendo dei lavori all'interno, da capire ancora di che tipologia di lavori si tratti, perché ancora non ci è consentito saperlo. Ripeto, si vede la transenna che è stata posta all'esterno del Teatro Astra dai vigili del fuoco, di conseguenza l'area assolutamente off limits, perché si è verificato il crollo interno, però ancora non si sa quale sia la situazione dei muri esterni dell'edificio sottoposto a vincolo monumentale. Io ti ricedo la linea, Monica. Grazie alla nostra Vanessa Banzato, siamo riusciti a ripristinare il collegamento appunto per vedere ancora qualche immagine del Teatro Astra. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa, torniamo tra pochissimo. Insieme Focus TG, vediamo insieme il servizio sul rinvio a giudizio da parte del Tribunale di Padova di 6 persone per il tragico incidente di maggio 2018 alle Acciaierie Venete. Era la notte di domenica 13 maggio 2018. Sergio Uttodita, 39 anni, e Marian Bratu, 43, stavano lavorando con altri colleghi nello stabilimento di Riviera Francia a Padova delle Acciaierie Venete, quando una siviera contenente acciaio fuso incandescente cadde a terra e li travolse. Per le gravissime ustioni Sergio Uttodita morì il 5 giugno, Marian Bratu il 26 dicembre. Altri 2 colleghi rimasero feriti. Per quell'incidente sono imputate 8 persone, 6 delle quali sono state rinviate a giudizio con l'accusa di omicidio e lesioni colpose, oltre alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Sotto accusa alcuni errori di progettazione e manutenzione del perno a cui era stata agganciata la siviera, che era stato sostituito da poco. Tra gli imputati il presidente e il direttore delle Acciaierie Venete e i responsabili della ditta progettista. La prima udienza del processo è stata fissata per il 20 giugno 2022. È pronto il collegamento con la nostra Gabriella Basso della redazione di Vicenza. Questa mattina c'è stata una riunione in prefettura, al centro il tema della sicurezza. Ci diamo subito la linea a te, Gabriella. Sì, buongiorno Monica, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Come dicevi tu, c'è stato il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. La questione è appunto sempre la Movida, in modo particolare la situazione di Contrappescherie Vecchie, anche se è monitorato sempre anche Monteberico. Allora, intanto diciamo che c'è un ulteriore rafforzamento delle pattuglie di sorveglianza, di vigilanza della zona di Contrappescherie Vecchie. Dal prossimo fine settimana si parla di 16 pattuglie che dalle 18 alle 24 praticamente monitoreranno quella zona, che è una zona molto complicata perché è un po' ad imbuto, quindi tende ad insaccarsi, la gente tende ad insaccarsi all'interno. Sono al vaglio anche da parte della questura alcuni episodi che ci sono stati appunto di violenza, da capire poi se sono effettivamente si sono verificati lì o poco più distante, ma insomma si stanno vagliando anche queste cose e si sta valutando anche di una sperimentazione possibile sul stile Firenze, di una sorta di, tra virgolette, chiusura della zona, che non è una chiusura nel senso con delle barriere, con delle sbarre, ma piuttosto con delle persone che dovranno in qualche modo regolare gli accessi in Contrappescherie Vecchie e in Piazza delle Erbe, in modo da evitare appunto persone indesiderate o che comunque arrivino già magari al TIC con già intenzioni non proprio positive. Grazie Gabriella per il tuo collegamento, rientriamo in studio, ci fermiamo per una brevissima pausa e torniamo tra poco.
Rieccoci nuovamente insieme, siamo in attesa alle 12:30 di collegarci con la sala della Protezione Civile di Marghera per il consueto punto stampa del presidente Luca Zaia. Prima però sentiamo cosa ha detto il presidente di AIFA Giorgio Palù a proposito della campagna di vaccinazione. L'AIFA si è unanimemente espressa nei suoi organi, nelle sue commissioni, per quanto riguarda la vaccinazione eterologa, l'utilità di farla. Aveva già espresso ovviamente quello che era il suo parere per quanto riguarda i vaccini a vettore adenovirale, che è meglio utilizzarli solo sopra i 60 anni, sia AstraZeneca che Johnson & Johnson. Su richiesta del ministro Speranza, ieri AIFA ha certificato come ente regolatore le indicazioni relative alle somministrazioni di AstraZeneca per gli under 60. Questa rimodulazione, spiega il professor Palù, provocherà inevitabilmente qualche ritardo nella campagna vaccinale. Possiamo prevedere che il generale Figliuolo, invece di chiudere il programma vaccinale come aveva promesso, con oltre il 60% della popolazione vaccinata, la ritarderà a settembre. Il presidente AIFA entra nel merito della decisione dell'ente regolatore, chiamato a fare un'attenta valutazione rischi-benefici. Quando il virus circola poco, io non posso permettermi di perdere neanche un solo soggetto che abbia un'età di 30-40 anni, dove i rischi sono maggiori. A proposito dei richiami con Pfizer e Moderna per gli under 60 vaccinati con AstraZeneca, Palù, pur comprendendo lo smarrimento dei cittadini, punta il dito contro la moltitudine di informazioni che hanno caratterizzato questi mesi, poi rassicura. L'eterologa è sicura, nonostante il rapporto dell'Università di Oxford, sono usciti almeno 6 lavori che dimostrano che quella reattogenicità che si credeva superiore con l'eterologa in realtà non c'è. E mentre il mondo guarda con preoccupazione alla situazione in Gran Bretagna, dove spaventa la variante Delta, il presidente AIFA torna sull'efficacia dei vaccini. Sappiamo però che la vaccinazione, soprattutto con mRNA, è efficace, non solo blocca la malattia, ma blocca l'infezione nel 90% dei casi, la doppia somministrazione. E vi garantisco che anche quei casi che si vedono di variante cosiddetta Delta o indiana nel Regno Unito sono soggetti che hanno avuto una sola dose. È vero, ne hanno riscontrati anche in Finlandia in soggetti bivaccinati, però erano soggetti di età superiore a 85-90 anni. Da qui un messaggio ai genitori degli adolescenti ancora indecisi se sottoporre i propri figli alla vaccinazione anti-Covid. È importante vaccinarsi anche negli adolescenti, soprattutto per gli altri, per interrompere la catena del contagio, ed è il modo migliore di far fronte alle varianti. Sono 300 i pazienti Covid nella Marca trattati finora con il plasma iperimmune. Sentiamo. Il plasma iperimmune è stato dato a circa 300 pazienti della Marca trevigiana. All'appello hanno risposto oltre a 3.000 persone guarite da Covid, e poi la selezione via via da legge ha determinato una biobanca intorno alle 400-450 unità di plasma iperimmune. La direttrice della medicina trasfusionale del Cafoncello traccia un bilancio del primo anno e mezzo di attività della biobanca del plasma iperimmune, voluta con forza dalla Regione Veneto già nel corso della prima ondata Covid. All'appello rivolto ai pazienti guariti dal virus e lanciato nel maggio 2020, nella Marca hanno risposto in migliaia. Per il centro di Treviso si è così aperto un nuovo filone trasfusionale con la selezione dei donatori che dovevano rispondere a determinati parametri. Quello del plasma iperimmune ha segnato un'importante svolta nella cura dei pazienti Covid, fino a quel momento trattati con antinfiammatori e cortisone. L'uso di una sieroterapia immunizzante passiva poteva sicuramente altro che fare bene, perché dava l'anticorpo specifico anti-spike al soggetto. E anche in questa fase di flessione della curva epidemiologica, le donazioni e la raccolta di plasma iperimmune non si fermano. Non ci sono stati ordini diversi, per cui comunque abbiamo giornalmente persone che ci contattano, che contattano il servizio della medicina trasfusionale per rendersi disponibili avendo superato il Covid.
Siamo in attesa di collegarci tra pochissimo con la sala della Protezione Civile di Marghera. Vedete già tutto pronto per il punto stampa del presidente Luca Zaia con tutti gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia nel Veneto. Nel frattempo, in attesa appunto dell'arrivo del presidente, vediamo insieme le ultime tabelle in nostro possesso in attesa degli ultimissimi aggiornamenti che darà in diretta il presidente Luca Zaia. Partiamo dal monitoraggio sulla campagna di vaccinazione anti-Covid-19 con l'ultimo aggiornamento che risale però al 14/06/23:59. Il totale delle dosi somministrate è pari a 3.428.344 più 42.414. Di queste dosi somministrate, prime dosi sono 27.028 per un totale di 2.330.662. Vediamo il dato interessante relativo ai cicli completati. Con 15.386 dosi somministrate, il totale dei cicli completati sale a 1.097.687. La percentuale di dosi somministrate sulle dosi fornite è pari al 92,7%. Questi dunque i dati relativi alla campagna di vaccinazione nel Veneto. Popolazione residente con almeno una dose 2.336.929, pari al 48,2% della popolazione. Popolazione residente con ciclo completato, lo abbiamo visto, 1.066.269, pari al 22% dei veneti. Questo il dato relativo alla campagna di vaccinazione. Vediamo anche la tabella con le percentuali per classi di età. 12-19 anni, percentuale della popolazione residente con almeno una dose, il 4,2%, con ciclo completato 0,6%, fascia d'età 12-19. Saliamo invece d'età con i 20-29, prima dose 15,4%, invece con ciclo completato 7,8% della popolazione del Veneto. Fascia d'età 30-39, 17,3%, 9,8% con ciclo completato. I quarantenni adesso, ovvero la fascia d'età tra i 40 e i 49 anni, con almeno una dose siamo al 46,9%, con ciclo completato 11,2%. La fascia invece dei cittadini veneti con età tra i 50 e i 59 che hanno avuto almeno una dose, 67,4%, 15,7% invece hanno completato il ciclo di vaccinazione. 60-69 anni, qua vedete le percentuali salgono notevolmente, abbiamo l'80,4% dei veneti tra i 60 e i 69 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, che hanno completato il ciclo di vaccinazione il 39,8%. Fascia d'età 70-79 anni, percentuale molto alta, 87,8% che hanno ricevuto almeno una dose, che hanno completato invece il ciclo di vaccinazione con le 2 dosi, il 43,8%. Gli ultra ottantenni, percentuale altissima, hanno ricevuto appunto la prima dose, 96,3%, completato 84,4%. È arrivato il presidente Zaia, vi lascio a lui. Qui avete visto che avevano The Queen of Tampons, come si dice in inglese tamponi? Swaps. Bene. Ringrazio la dottoressa Ricci perché è qui oggi e poi vi parlerà ovviamente delle sequenziazioni, per questo ho detto alla Regina, dei tamponi. Tutte le sequenziazioni del Veneto passano attraverso il suo laboratorio, quindi Istituto Zooprofilattico delle Venezie, ed è anche l'occasione quindi per parlare del risultato di queste sequenziazioni, anche perché poi ve lo dirà lei, siamo i primi a livello nazionale per caricamento nel database nazionale. Fondamentale perché oggi vi parlerà anche della variante Delta, della situazione in Veneto.
L'assessore Lanzarin, non so, abbiamo delle comunicazioni particolari oggi da dare? Se vogliono poi facciamo il riferimento alla delibera sul recupero prestazioni che poi nel pomeriggio sì, diamo la tabella. Bene, prestazioni. Io vi do il bollettino, due considerazioni, rispondo alle domande e poi torno su per la videoconferenza. Allora, intanto il bollettino, diamo inizio al bollettino, eccolo qua. Sono 5.547.000 tamponi molecolari e 5.032.719 tamponi rapidi. Totale sono 10.580.155 tamponi. 10.580.155 tamponi. Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 84 positivi, quindi il virus c'è ancora, cari signori, poco, ma c'è, e quindi bisogna evitare, come dico io, se ti passi una mezz'oretta in una cabina telefonica con uno di queste 84 persone, probabilmente torni a casa con un omaggio. Quindi bisogna evitare l'assembramento, che è cosa fondamentale, vivere il massimo possibile all'aria aperta. 84 persone, voi lo capite, sono poco più di una decina a provincia. L'incidenza, anzi la prevalenza è sempre bassa, 0,33, perché sono 84 positivi su 25.510 tamponi. 0,33 di, come la chiamiamo noi, incidenza o prevalenza, come si direbbe. Numero positivi dall'inizio del 21 febbraio sono 424.792. E vorrei dire una cosa, perché spesso chi vede il bollettino, legge il bollettino, Paolo e i cittadini, mi dicono abbiamo avuto 424.000 positivi. No, questi sono solo quelli che noi abbiamo incrociato col nostro contact tracing o in particolar modo quelli che avevano sintomi, si sono recati da un medico o in ospedale. Ricordo sempre che dei 424.000 positivi, così continuiamo a spiegare questa storia delle cure domiciliari, metà di questi positivi, ma questa è una statistica che si conferma anche a livello di altri paesi, metà di questi positivi non ha avuto sintomi. L'altra metà, che sono fatte più o meno 200.000, 212.000 per essere esatti, ha avuto sintomi, e del totale dei 424.000 il 5% più o meno, le statistiche dicono 5-7%, il 5% con i sintomi deve andare in ospedale. Tant'è vero che noi tra i dimessi abbiamo, e conferma, vedete, cosa vuol dire? Che è il 5% del totale. Allora, quando uno dice ma si cura a casa, certo che si cura a casa, il 95% di chi ha avuto sintomi si è curato a casa, grazie all'attività dei medici, delle USCA, personali, di chi non ha chiamato nessuno ed è guarito, di chi aveva pochissimi sintomi, di chi ne aveva di più, di chi ha avuto bisogno dell'ossinoterapia a casa, di chi no. Ma non è che deve passare il concetto che a casa non si è curato nessuno. Questi sono quelli che sono stati in ospedale, 424.000 sono stati positivi, dei quali almeno 200.000 con sintomi, che si sono curati a casa. I positivi invece di oggi sono 5.609, ovviamente procede la negativizzazione, caricando pochi positivi ogni giorno, lo scarico è molto più veloce, 5.609. I ricoverati totali di oggi sono 372. Capite che se facessimo un rapporto con il 31 dicembre sono più o meno il 10% di quelli che avevamo nella punta massima, avevamo 3.400, 3.500, insomma non è proprio un 10%, sarà un 11-12%, insomma intorno a 10, diciamo così, domani sarà intorno a 10. Meno 45. Questi 375 sono così distribuiti. In corsia c'è area non critica,
in cura e verranno presto dimessi. Infatti vedete, le dimissioni sono sempre importanti in area non critica, perché ci stai qualche giorno o pochi giorni poi torni a casa. Sono 42 usciti e sono 326. In terapia intensiva abbiamo i nostri pazienti che continuano lentamente a calare, ma ci sono 46, meno 3. Se li aggiungiamo a quelli non Covid, che sono 394, vedete che siamo a 440 persone in terapia intensiva, che sono sempre tante. La somma di queste due fa 440, sono sempre tante, perché il Veneto mediamente aveva dai 250 alle 300 persone in terapia intensiva, che sono terapie intensive per traumi, interventi chirurgici o quant'altro. Totale dei decessi 11.601 più 1. Allora, rispetto alle vaccinazioni, vi do un aggiornamento. Anche qui vorrei ricordare, rispetto alle vaccinazioni, che noi abbiamo allestito 60 centri vaccinali in Veneto, abbiamo circa 1.600 persone, diciamo che poi sono rappresentati da sanitari ma anche da volontari, da persone che ci danno una mano, penso alla Croce Rossa, ai Carabinieri in congedo, penso alla Protezione Civile, a moltissimi altri, le Prologo, insomma tutti quelli che lavorano per darci una mano, e quindi li ringrazio, ma soprattutto ovviamente la squadra degli uomini e donne della sanità che si danno da fare per le vaccinazioni. Sulle vaccinazioni, nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 47.000 vaccinazioni, se non ricordo male, eccole qua, 47.269. In magazzino questa mattina, quindi questa mattina non ora, avevamo 223.000 dosi di vaccino. Considerate che abbiamo finito i Pfizer, che è arrivato oggi. Diamo gli arrivi. Fattori, allora Pfizer a data di consegna 16, quindi oggi 238.680. Johnson & Johnson sempre oggi il 16, 11.650, AstraZeneca il 17, quindi domani 42.600 e Moderna il 21, quindi andiamo già comunque a settimana prossima, quindi ci fermiamo qui. Quindi oggi arrivano comunque quello che ci interessa di più, 238.680 di Pfizer. Capite che per noi è una procedura da 47.000, se facessimo, come dicevamo in passato, vuoto per pieno, dura 4 giorni. Poi, Presidente, abbiamo i richiami ovviamente. Sì. E poi ieri ci sono arrivate 20.000 dosi di Moderna e stamattina 10.530 di Pfizer in più, che sono quelle da fare l'eterologa, sì, per quelli che sono sotto i 60 anni. 20.000 dosi ieri di Moderna, 10.530 di Pfizer, specifiche che credo stiano inviando a tutte le regioni, per i richiami della cosiddetta eterologa, ossia quelli che sono sotto i 60 anni. I famosi 36.000 per capirci. 20.000 Moderna ieri, 10.530 stamattina. Allora, le vaccinazioni lo ricordo per l'ennesima volta, siccome vedo che c'è qualcuno che evidentemente ha tanto tempo libero per scrivere, offendere e altro, sono volontarie. Questo vuol dire che nessuno è obbligato a fare le vaccinazioni, ma noi abbiamo l'obbligo di legge di mettere nelle condizioni chi vuol farsi la vaccinazione di vaccinarsi. Io capisco che a qualcuno non va a genio neanche questo, ma questa è la legge. Non facciamo tifo né per i Vax, né tantomeno per i Novax. Siamo qui a erogare un servizio. È come quando ti dicono, ma tu perché la gente va a caccia? Perché finché c'è una legge la caccia è concessa, ma perché la gente va a pesca? Cioè, io non sono né cacciatore neanche pescatore, ma lo ripeto perché a me sembrano alcuni messaggi che vanno comunque ripetuti. Allora dico questo, dico che la vaccinazione è volontaria, chi vuole si vaccina e chi non vuole non si vaccina. In questo paese è stata fatta questa scelta, peraltro lo dice una regione, lo ricordo quelli con scarsa memoria, che per 10 anni ha combattuto per essere l'unica regione in Italia, e c'eravamo noi, non abbiamo ereditato questo da qualcun altro,
l'unica regione in Italia dove non c'era l'obbligo vaccinale. Quindi non venite a fare lezioni qua di obblighi vaccinali o non obblighi vaccinali. Allora, siccome ci sono anche dei cittadini che in democrazia si vogliono vaccinare, noi abbiamo organizzato i centri vaccinali e i risultati sono questi. Sopra i 90 anni, gli 80 anni, scusate, vaccinati e prenotati siamo arrivati al 99,1%. Dai 70 agli 80 anni, dai 70 ai 79 anni, 88,5. Dai 60 ai 69 anni, 81,9. Ve li do aggiornati a stamattina. Dai 50 ai 59 anni, 71,6. Dai 40 ai 49 anni 59,6. Beh, se vi interessa ve li do tutti. Dai 30 ai 39 anni 44,6. Dai 20 ai 29 anni 48,4. E poi c'è il resto 25,4. Sempre con le prenotazioni? Sì, sempre con le prenotazioni, ecco, mi raccomando, sempre con le prenotazioni. Sto parlando di persone che si sono già vaccinate e altre che sono già prenotate. Gli slot sono aperti per tutte le categorie, quindi non è inutile che stiamo qui a parlare. Ci sono delle categorie che hanno delle priorità, hanno delle forzature che possono fare, penso il mondo del turismo, piuttosto che chi va a un matrimonio, a una celebrazione o per altre attività. Però insomma si va avanti, quindi adesso più vaccini ci arrivano, più slot riusciremo ad aprire, magari più ravvicinati. Però insomma abbiamo ragionevoli certezze di pensare che ad agosto noi facciamo il giro del palo sulla vaccinazione. Se voi pensate che queste sono prenotazioni che arrivano al 4 agosto, cioè arrivano chiuse al 4 agosto, perché questi sono vaccinati o prenotati, ci restano male che vada i richiami per quelli che sono prenotati, no? Che avranno ovviamente, però ad agosto noi tutti li abbiamo quantomeno vaccinati con una dose, quantomeno. Sopra i 60 anni, e questo che ci tengo a dire, avete visto i dati, sono sostanzialmente messi in sicurezza, se no non avremo questo bollettino. Io non aggiungo altro, se avete domande dopo passo. Ah sì, mi ricordo una. Sì. C'è giustamente, grazie, gli auguri al signor Angelo Canton, che è una roba straordinaria perché oggi compie gli anni e ne fa 107. È fra l'altro un veneziano di Mira, e penso che sia ma forse come maschi, forse il maschio più vecchio o tra i più vecchi del Veneto, perché sono 107 anni, non sono pochi, quindi facciamo gli auguri al signor Angelo Canton di Mira, 107 anni, 107 candeline, quasi un incendio. Immaginate la torta, no? Ok, domande per il Presidente. Rosato. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Non so se l'ha colpita questa esternazione del sindaco di Jesolo, che ha chiesto praticamente aiuto al Ministero degli Interni. Ha detto che a Jesolo di notte si sta, e nei giorni festivi e nel fine settimana c'è un'invasione delle spiagge nelle ore notturne. Ha detto che trovano migliaia di bottiglie vuote in spiaggia alla mattina e ha vietato la somministrazione di bevande alcoliche, mi pare, dal pomeriggio alla notte. Secondo lei è uno sfogo liberatorio dopo un periodo di compressione, di limitazione, oppure potrebbe essere il sintomo, il segnale di un'estate abbastanza calda? Ma guarda, ti dico, io ho percepito uno stato di disagio quando sono stato alla presentazione della Blue Zone, perché il sindaco intervenne in quell'occasione e ricordò: guardate, noi abbiamo dei problemi di ordine, di decoro, di comportamento
con dei gruppi di giovani, cioè, infatti dice ma cosa è successo? Pensavo fosse accaduto qualcosa in particolare, poi ho capito che è una roba che si trascina, che di certo io non troverei, non faccio parte di quelli che trovano la giustificazione o l'alibi davanti a un comportamento scorretto, e quindi penso che tutto debba rientrare nella normalità, cioè la ricreazione penso che sia assolutamente finita, ma nel rispetto della libertà di tutti i cittadini, cioè come dico sempre, la tua libertà finisce dove inizia la mia, e sarebbe interessante capire se questo fenomeno si è propagato anche in altre località balneari, perché se fosse solo a Jesolo allora dovremmo trovare, diciamo, l'origine più intima di questo fenomeno. Se invece riguarda anche altre località balneari, allora vuol dire che questo ha una componente sociale e quindi va analizzata in altra maniera. Glielo chiedo perché oggi sulla Nuova Venezia il Paolo Crepè dice che a suo avviso occorre riaprire immediatamente le discoteche, nel senso che lui dice che comunque nelle discoteche è possibile esercitare un controllo anche preventivo, se questi luoghi di aggregazione restano chiusi a tempo indefinito. A suo modo di vedere questi fenomeni di ammassamento o di aggregazione senza controllo e senza regole degenereranno. Sì, ma guarda, io non posso solo che condividere, no? Perché penso che queste frasi prima di Crepè a me le avranno riportate penso decine di volte i gestori dei locali che dicono noi rispettiamo la legge, linee guida, abbiamo la responsabilità, mai nessuno ricorda, su quello che accade all'interno di un locale, quindi abbiamo il ruolo del controllo, noi non ci possiamo chiamar fuori. I ragazzi è inevitabile che vogliano fare festa, che vogliono centri di aggregazione. Ricordo che le discoteche hanno addirittura proposto di mettersi a disposizione per fare centri vaccinali, per fare tamponi, per testare per primi quella forma di Green Pass in modo tale che c'entrino solo coloro che sono tamponati o sono vaccinati o sono guariti. Tutto ciò premesso, ancora oggi l'adagio nazionale è rappresentato dal fatto che le discoteche sono un problema. Ok, i gestori dicono se siamo un problema spiegateci perché, noi siamo chiusi ormai da un anno e il virus è riuscito a fare 2 ondate con noi da chiusi, quindi vuol dire che proprio per la discoteca non è passato. Ovvio che la discoteca è un luogo di aggregazione, però se l'alternativa alla discoteca, questo ve lo dico, sono le immagini che stanno girando sui telefonini di decine se non centinaia di aggregazioni volontarie, di assembramenti volontari e feste che vengono organizzate e perché non sono in contesti di discoteca vengono anche tollerate da molti comuni, perché vorrei ricordare insomma, che le immagini le avete viste tutte di molte feste fatte, per cui penso che questa sia la dimostrazione. Crepè ha ragione da vendere. Dov'è che ha scritto Crepè? Sui vostri? Sì, è stato intervistato sulla Nuova oggi a proposito di Jesolo, del caso Jesolo. Ma sì, cioè, poi pensate anche al tema dell'abuso di alcolici, insomma, sei in un ambiente protetto, sembra quasi un assurdo, no? Vi ricordate il retaggio culturale degli anni '80 che la discoteca non era un ambiente sicuro? Oggi siamo arrivati al ragionamento che è all'opposto. Cioè la discoteca mi garantisce quella sicurezza che la spiaggia, piuttosto che un assembramento volontario fatto nelle Gravie del Piave e del Brenta, non me la garantisce. Chissà che qualcuno si decida a trovare una soluzione per le discoteche. Le chiedo un'ultima cosa. Prego. Domani insieme agli altri partner del Comitato Olimpico per Milano Cortina sarà dal Presidente Mattarella. Immagino per illustrare, per aggiornare l'andamento del progetto olimpico. Come sta procedendo davvero l'iter? Da parte nostra molto bene, da parte delle infrastrutture bisogna accelerare un po' di più. È innegabile che il passaggio delle Olimpiadi in Veneto lascerà opere pubbliche importanti. Adesso si tratta di capire se le vogliamo lasciare completate o in corso di completamento per il 2026. Di certo abbiamo la variante di Cortina, cioè, proprio per dirla in soldoni, no? Uno dice ma le Olimpiadi cosa significa? La variante di Cortina sarà una delle opere delle Olimpiadi, mi sembra che parla il mondo una vita,
Poi è come l'uovo di Colombo, arriva Colombo, sapete cosa ha fatto? Ha fatto così con l'uovo perché ha sfruttato la camera d'aria dell'uovo e l'ha fatto stare in piedi. E la variante di Longarone, altro nodo di quella valle, e poi una miriade di altre opere. Stiamo parlando di un villaggio olimpico importante su Cortina, stiamo parlando di gare importanti, stiamo parlando di tutta una serie di attività di valorizzazione dei territori, stiamo parlando anche di quello che la Regione sta tentando di fare con i gestori per fare i famosi, voi sapete che è sempre stato un mio pallino da portare avanti, i collegamenti intervallivi, cioè di dire siamo capaci di arrivare al 2026 e collegare Cortina ad Arabba e Cortina al Civetta. Noi faremo un percorso sugli sci che è il doppio del Sella Ronda. Cioè, guardate, le Olimpiadi passano solo una volta, grazie a noi passano 2 volte nella storia, dopo 70 anni, perché 56 2026 sono 70 anni. Allora col Capo dello Stato sicuramente andremo diciamo in delegazione ufficiale, perché non ci siamo mai stati, andremo in maniera molto, come si può dire, colloquievole e con la massima cordialità, parleremo col Capo dello Stato, poi vedremo che discorsi ne usciranno, però è un incontro importante domani per noi. Le Olimpiadi sono, come si può dire, uno dei gol principali di questo paese. Capisco che Nemo profeta in patria, no? Però vorrei ricordare che noi siamo sede delle Olimpiadi 2026. Ce ne renderemo conto quando si accenderanno i riflettori, ci renderemo conto che il mondo intero parlerà di noi. Sarò dal Capo dello Stato anche giovedì prossimo con i colleghi governatori, quindi avrò 2 giovedì al Quirinale. Domani incontrerò anche alcuni ministri, non ultimo il ministro dello sviluppo economico, per parlare della questione di ACC, come vi ho anticipato l'altro giorno. Grazie. Prego. Martina Zambon per il Presidente. Presidente, buongiorno. Solo per tornare un attimo sul tema Giochi Olimpici, ma la società Infrastrutture Milano Cortina 2026 è stata costituita o no? Noi abbiamo fatto la nomina come era previsto, dopodiché domani incontro il ministro Giannini e parlerò anche di questo. Lei ha capito perché si è incagliata? Prego? Perché si è incagliata questa vicenda Allora c'è stato un passaggio di governo, vorrei ricordarvi che noi abbiamo avuto di mezzo la formazione del nuovo governo, c'è stato il Covid, poi c'era stato il problema dell'approvazione dello statuto, poi le nomine sono state fatte, adesso penso che sia operativa, insomma non ci sono altri problemi al fronte. Quindi è già costituita e operativa adesso? Penso lo sia, nel senso che noi la nomina l'abbiamo fatta, quindi noi abbiamo segnalato, indicato il nome dopo aver fatto il bando e tutto, poi non so giuridicamente se l'hanno costituita o no, immagino anche di sì, ma prendetelo con il beneficio d'inventario rispetto al fatto giuridico. Ultimissima cosa, ieri sera il MIMS ha comunicato la proposta di altri 44 commissari per altrettante opere, oltre a quelli che già aveva indicato. A suo avviso avrebbe senso, visto appunto che di tempo se ne è perso abbastanza e l'orizzonte è molto stretto per il 2026, l'ipotesi di un commissario per la parte infrastrutturale dei giochi? Ma io penso, l'ho sempre detto fin dall'inizio, non è un mistero, che io sono sempre stato dalla parte di quei pochi che sostengono che ci vogliono controlli serrati, severi, avvalendosi delle istituzioni dello Stato, penso all'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla Guardia di Finanza, alla Corte dei Conti, anche ai servizi se serve, insomma, per noi poi non conosciamo tutti i delinquenti, no? Cioè le dinamiche, ma alla fine davanti, se questi sono, come si può dire, sono l'apripista per dire vai lì che lì c'è il percorso di legalità, poi alla fine ci deve essere uno che deve avere poteri pieni, commissariali, cioè deve avere poteri commissariali alla stregua del ponte Morandi. Se a Genova si è fatto un ponte in un paio d'anni o giù di lì, non si capisce per quale motivo dovremmo arrivare alle Olimpiadi senza le opere. Cioè questo è un paese, come vi dico sempre io, che ormai ragiona col fatto che se c'è una carriola con la malta c'è un ladro che l'accompagna. Cerchiamo di capire invece se quello che c'è la carriola
è una persona per bene, lasciamolo lavorare. E allora, per evitare che qualcuno si arricchisca nottetempo, si evita di portarla a Malta. Cioè, questo è quello che accade nelle opere pubbliche. Sì, io mi riferivo solo alla tempistica, non ma la tempistica non prescinde dai poteri, Chiaro. Perché oggi con la legge dei lavori pubblici intonsa tal quale, tu non fai opere con la velocità che si dovrebbe fare, ma anche a livello internazionale si fanno opere molto più velocemente. E lo dico ai cittadini, finitela di citarci gli esempi o del passato che a me fanno girare le palle, sentirmi sempre dire hanno fatto quella diga in quel tempo, hanno fatto quella strada in 8 mesi. Sì, ma chiamavano l'azienda e dicevano vieni qua, fa l'opera, non c'erano gare, non c'erano controlli, non c'era niente. Non sto dicendo che rubavano, sto dicendo che avevano delle modalità di fare opere pubbliche che oggi non ci sono. Sentite, cioè. Ok, grazie. Alda Van Zamperi, Presidente. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Quindi, quando lei dice andremo in delegazione del Presidente della Repubblica e noi siamo pronti ma bisogna accelerare di più riguardo alle opere, chi è che deve accelerare? Io penso che il governo debba decidersi se dare poteri o non dare poteri. Potere non vuol dire una dittatura nelle opere pubbliche, vuol dire garantire delle corsie preferenziali dal punto di vista decisionale con tutti gli elementi di controllo che ci mancherebbe, ci debbono essere. Cioè, è inevitabile, abbiamo le istituzioni dello Stato che possono darci una mano a controllare, no? L'autorità nazionale anticorruzione, finanza, eccetera. Però cosa voglio dire? Voglio anche dire che lo stesso problema il governo ce l'avrà con il recovery plan, perché 222 miliardi tu non li metti a terra con la legge sui lavori pubblici che c'è in Italia. È una fantasia se stiamo parlando di opere pubbliche. C'è l'ospedale di Padova, il Policlinico Universitario di Padova, tu lo puoi fare secondo il business plan se tutto va liscio, se non ci sono problemi in 8-10 anni, oppure se lo vuoi fare col modello Morandi in 2-3 anni. Allora, l'esempio è eclatante, è quello della Pedemontana Veneta. Pedemontana Veneta è di fatto un cantiere che si è realizzato in 8 anni. Abbiamo iniziato i lavori nel 2012, facciamo 9 anni, fate neanche 10. Ma perché? Perché c'è un privato che si è aggiudicato a monte il cantiere e se l'è gestito in maniera, fra virgolette, privatistica. Immaginate se già il privato ci ha messo 10 anni a fare 100 km, immaginate se fosse stato un ente pubblico a dover fare le gare per fare quei 100 km. E l'unica gara che abbiamo fatto per aggiudicare a un privato e ci aveva messo 3 anni di tribunale per sapere qual era il nome del privato. Parlerete anche di questo con il Presidente Mattarella? Se ci sarà modo, sì. Adesso io non so quanto, informale sarà la visita, perché poi io il Presidente lo conosco, lo sapete, ma se ci sarà, a parte il fatto che non compete poi al Presidente questa scelta, è una scelta governativa, ma sono chiare le mie posizioni, ma anche quelle dei colleghi rispetto a questo. Invece per quanto riguarda il coronavirus, voi avete ancora le riunioni con i governatori, con il Ministro della Salute? No, è tanto che non si fanno. Che cosa potrebbe esserci in agenda da affrontare, visto che ormai siamo quasi tutti liberi? Insomma, siamo liberi, ma non è la festa della liberazione. Nel senso che dobbiamo avere presente che 84 positivi sono anche oggi, vi ho detto prima, se vi passate un'oretta in una cabina telefonica con uno di questi 84, tornate a casa con positivi. E secondo me adesso c'è da discutere un tema che infatti ringrazio la dottoressa Ricci che è qui oggi, come io ho insistito a livello nazionale affinché ci fosse un parametro di tamponi a prescindere da fare su popolazione. Voi sapete che noi ne dobbiamo fare 150 ogni 100.000 abitanti, siamo in zona bianca. Questo parametro è introdotto perché il Veneto ha chiesto fortemente che ci fosse un parametro uguale per tutti. Noi ne faremo molti di più, vedete. Io penso che adesso dobbiamo obbligare tutti a fare le sequenziazioni, perché abbiamo capito una cosa, che siamo passati da un virus che cacciavamo con il carro armato ad un virus che oggi dobbiamo colpire col cecchino. Cioè, avete visto l'evoluzione anche della comunicazione che voi trattate. Siamo passati dal coronavirus alla variante Delta, alla variante inglese, alla variante sudafricana.
e di mezzo c'è tutto il lavoro della dottoressa Ricci e dei suoi che fanno le sequenziazioni. Quindi secondo me la vera sfida da qui per buttare il cuore oltre l'ostacolo adesso è investire tantissimo sulle sequenziazioni, ed è esattamente il lavoro che sta preparando anche la dottoressa Ricci per fare veramente un polo di sequenziazioni che sarà a livello internazionale. Considerate che non è facile, stiamo parlando di scoprire la carta d'identità di un virus. Già il virus non lo vedi, immaginate la carta d'identità di uno che non vedi. E quindi secondo me a livello nazionale bisognerebbe stabilire un benchmark per stabilire quante sequenziazioni si debbono fare. Ci sono già dei parametri, se ne parla, un 5% dei positivi, però non è perentorio questo benchmark, no? Tu li puoi fare come non puoi farli, io invece direi che bisogna aumentare ancora di più, arrivare anche oltre i livelli inglesi. Scusatemi, gli inglesi quando aprono un pub sono diventati i più bravi del mondo. No, leggo dichiarazioni, no? Però tutti si dimenticano che gli inglesi sono fatti 6 mesi di disastro totale, di chiusura totale, venendo da una prima fase di una pessima anche gestione. Poi con questo virus sfortuna, però che ci venga venduto il modello inglese come un modello di efficienza oggi sinceramente no, peggio ancora quando viene citato come l'efficienza della medicina territoriale. Ma avete presente com'è organizzata la medicina territoriale in Gran Bretagna? Se avete qualche amico che studia in Inghilterra o figlio di amici, scusa, ma se ti viene un'influenza cosa succede in Gran Bretagna? Sentite cosa vi dirà. No, perché io a volte leggo dichiarazioni a livello nazionale e dico, ma scusa, forse mica ho visto un altro film, non lo so. Però voglio ricordare che quindi loro fanno circa un 10% di sequenziazioni, noi dovremmo buttare il cuore oltre ostacolo e farne ancora di più. Il Veneto è in grado di affrontare questa sfida. Non so se a livello nazionale avremo, l'ardore di puntare a questa nuova fase che è quella di sequenziare. Perché sequenziazione ci servirà per capire se c'è modo di associare sintomi clinici alla variante che sequenziamo. Altro, Alda? Grazie mille. Moscati. Sì, solo una battuta, buongiorno. Presidente, buongiorno. Volevo una battuta su questo fatto delle sequenziazioni che hanno cambiato nome. Il politically correct ha anche colpito le varianti che non si volevo... Però ve lo dirà la dottoressa Ricci che lo sa. No, ma era una battuta sul politically correct che insomma siamo andati addirittura a non dire inglese o indiana perché sennò facciamo... non so. Però potremmo dire che ognuno ha la sua variante. Questo lo possiamo dire. E la nostra veneta che fine ha fatto? Perché... ce lo dirà la dottoressa Ricci perché poi lei le sequenzia e sa che fine ha fatto la variante veneta. Però sentite, non è un'onta avere sequenziato una variante in un territorio. E io penso anche una cosa, approfitto di questa considerazione. Posso capire, uno dice variante inglese mi sputtana, no? Cioè tutti parlano della variante inglese, però è pur vero che è fondamentale anche che sia geolocalizzata, perché siccome ognuno ha la sua variante, almeno capisci anche come comportarti. Se vedi la variante Delta, lo sa la dottoressa Ricci dove si trova in giro per il mondo, ma un cittadino qualsiasi, cioè, avrà o no il diritto di capire dove è più endemica e dove è più rara. Quindi io non avrei mantenuto le geolocalizzazioni. Era esattamente quello che volevo. Lascio la dottoressa Ricci, poi c'è l'assessore con gli altri dati. Grazie dottoressa. Variante Delta, che c'è anche in Veneto, oggi ve lo dirà. Ciao. Non lo sapevate? Sì. Ma è stato fatto un bel lavoro, vedrete. Sì, voi scrivete, io non l'ho letto. Bene. Buongiorno a tutti. Sì, oggi volevo farvi un po' il punto sull'attività di sequenziamento che, come sapete, in Veneto è coordinata e anche eseguita dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie come
insomma mi fa piacere dirlo, a livello nazionale quasi tutti gli istituti zooprofilattici sono entrati in campo, sia nell'analisi dei tamponi che soprattutto nelle valutazioni della genomica del virus e quindi delle sequenze. E questo perché a livello nazionale gli istituti rappresentano una rete molto capillare, ci sono 10 istituti sul territorio nazionale con circa 90 sezioni territoriali in tutta Italia e con una competenza di virologia molto spiccata, perché noi non ci siamo mai occupati o tangenzialmente di malattie che colpiscono esclusivamente l'uomo, ma ci siamo sempre occupati di zoonosi, per cui di tutte quelle malattie che dagli animali passano all'uomo, quindi insomma parlare di influenza aviaria o di Covid per noi non fa una gran differenza, e quindi insomma ci siamo messi subito in gioco per contribuire a questo tipo di analisi e qui in Veneto direi in modo particolare grazie devo dire anche alla lungimiranza della presidenza e dell'assessore che da subito hanno capito l'importanza di questa attività. Insomma, a me fa piacere ricordare che io ero qui un anno fa, a giugno del 2020, a parlare di varianti e dell'importanza di seguire il virus. Se ve lo ricordate, forse sembravo un po' matta. Ci si chiedeva, no? Ma perché? Ma il virus è uguale, diverso, muore, vive, no? Pensate quanta strada anche scientifica abbiamo fatto tutti insieme in quest'anno, e quello che appunto cercavamo di far capire è che era importante seguire l'andamento delle varianti, perché da quelle si capisce l'evoluzione dell'epidemia. E una cosa che abbiamo sempre detto è che questa attività sarebbe diventata ancora più cruciale nel momento in cui fossero entrati in gioco i vaccini, perché la vaccinazione è una forma di accerchiamento del virus, il virus viene messo sotto pressione e da parte sua ovviamente il virus cambia in modo casuale, ma è ovvio che tutti quei cambiamenti che favoriscono il virus rispetto agli anticorpi sono poi favoriti dalla pressione selettiva. Quindi il fatto che in questo momento emergano tante varianti, e quelle preoccupanti sono quelle che hanno queste famose mutazioni sulla proteina spike, che quindi li rendono meno sensibili all'azione degli anticorpi, è assolutamente normale, previsto e prevedibile, quindi non c'è niente di particolarmente preoccupante. Il messaggio che va dato è che bisogna continuare a controllare la circolazione del virus, quindi vuol dire continuare a tracciare, a fare i tamponi e a sequenziare i casi positivi in modo da evidenziare eventuali fenomeni che possano essere preoccupanti rispetto alla copertura vaccinale. Ci tengo anche a dire subito che in questo momento non c'è una preoccupazione reale in questo senso, nel senso che tutte le varianti, anche la Delta di cui parleremo, che oggi è un po' alla ribalta, vengono tenute sotto controllo dalla vaccinazione, da qualsiasi vaccino, quindi non c'è una differenza sostanziale nelle tipologie di vaccino. Quindi tutti i vaccini oggi sono efficaci rispetto a tutte le varianti, in particolare per quanto riguarda la malattia e le forme gravi di malattia, e questa è una meravigliosa notizia. Cioè, io prima sentivo il Presidente parlare della copertura vaccinale del Veneto e da scienziata veramente mi stavo commuovendo, perché è un miracolo questa cosa che la scienza ha fatto. Cioè, oggi noi stiamo parlando di milioni di italiani che hanno già una copertura vaccinale, molti di loro hanno una copertura vaccinale completa a un anno e qualche mese dal primo isolamento di questo virus. È un miracolo, e un miracolo della scienza e di tutti quelli che nel mondo ci hanno lavorato alacremente, ed è la soluzione di questo problema, nel senso che ad oggi non c'è nient'altro che sia efficace come il vaccino. E quindi insomma da questo punto di vista sono buone notizie, ottime notizie. Bisogna continuare a guardarlo, questo virus, in modo da accorgersi se ci sono dei cambiamenti che ci possono far preoccupare e ad esempio rendere necessaria la modifica del vaccino per andare a coprire rispetto a nuove varianti.
Una caratteristica, direi, di questa variante Delta, no? Adesso si chiama Delta anche perché la variante indiana inizialmente era una e poi sono diventate due, nel senso che si sono differenziate le due varianti, e questa è una delle due, quindi la necessità anche di dare delle sigle univoche è anche perché ormai indiana sono già due. E quindi per capirsi meglio di quale stiamo parlando, no? È più corretto forse usare appunto una lettera dell'alfabeto greco, in modo che identifichiamo in modo univoco esattamente questa. L'alternativa è usare delle sigle con dei numeri che però rendono molto più difficile la comunicazione rispetto a queste varianti. Allora, dopo ovviamente vi do i numeri del Veneto. La variante appunto Delta o indiana è nata in India, ma si è sviluppata moltissimo in Inghilterra e se voi andate a vedere le curve di crescita di questa variante in Inghilterra sono effettivamente molto preoccupanti e hanno un andamento simile a quello che ha fatto la variante inglese, l'alfa, a partire dagli ultimi mesi dell'anno scorso e poi nei primi mesi di quest'anno, cioè un andamento, una crescita veramente esponenziale, che è dovuta al fatto che la variante inglese e la variante indiana sono caratterizzati da una maggiore contagiosità. Questa è proprio la loro vera caratteristica, ok? Quindi sono più contagiosi rispetto al virus altri virus che circolano a livello mondiale. Devo dire che l'andamento dell'epidemia in Inghilterra è effettivamente preoccupante nel senso di numero di casi, sta crescendo rapidamente, ma la crescita non è altrettanto veloce per quanto riguarda i malati e i malati gravi. Quindi anche questo a dimostrazione che una popolazione vaccinata si vede sì un numero di casi elevato, ma queste persone che si contagiano poi si ammalano comunque molto meno e finiscono ancora meno in terapia intensiva. Quindi comunque siamo in una situazione molto migliore rispetto a quello che abbiamo visto con la variante inglese, che è partita a ottobre-novembre, quindi ben prima che la campagna vaccinale facesse i suoi effetti, ok? Quindi i quadri sono completamente diversi rispetto a quello che abbiamo visto in passato. Peraltro, se noi andiamo a vedere l'andamento di questa variante in altri paesi europei o ad esempio anche negli Stati Uniti, se voi andate a vedere cosa ha fatto la variante inglese, è partita prima in Inghilterra effettivamente, ma con una distanza di circa 2 settimane ha cominciato negli altri paesi e negli Stati Uniti ad avere lo stesso andamento, cioè cresceva l'inglese, sfasata di 2 settimane cresceva anche negli altri paesi. L'indiana non sta facendo la stessa cosa, cioè se voi la sfasate di 2-3 settimane, come effettivamente è accaduto in Germania ad esempio, negli Stati Uniti, dove è arrivata 2-3 settimane dopo, non sta crescendo con lo stesso andamento di quello che accade in Inghilterra, ok? Quindi questo ci fa ben sperare di non essere nella stessa situazione, semplicemente in ritardo di 3 settimane, non so se sono chiara. Ovviamente queste sono tutte previsioni, io non ho la sfera di cristallo, non vi posso assicurare che l'indiana non crescerà in Italia come è cresciuta nei mesi scorsi in Inghilterra, però guardando l'andamento delle curve sembra che l'andamento sia diverso e probabilmente ci sono alcuni motivi. Allora, innanzitutto il ritardo temporale stagionale è un grandissimo vantaggio, cioè il fatto che da noi sia arrivata qualche settimana dopo ha fatto sì che noi siamo già in una stagione estiva dove, l'abbiamo imparato anche l'anno scorso, la circolazione del virus è molto ridotta, a prescindere dalla variante di cui parliamo, ok? Quindi è arrivata da noi in un momento in cui l'epidemia fa più fatica a circolare e questa è la prima buona notizia. O la prima ragione di questo andamento diverso. C'è anche la questione della campagna vaccinale. Più passa il tempo e più c'è una copertura completa della popolazione e
puntualizzo completa, perché si ipotizza che uno dei motivi di questo andamento della variante indiana in Inghilterra sia legato al fatto, lo sapete, che l'Inghilterra ha fatto questa scelta di prediligere la prima dose, no, su un numero molto ampio di persone rispetto a somministrare la seconda dose, quindi sono stati molto dilatati i tempi di somministrazione delle seconde dosi, e questo può aver influito, perché ovviamente le persone che hanno ricevuto solo una dose hanno una copertura minore e quindi sono effettivamente il terreno proprio favorevole per l'insorgere delle varianti, no? Queste coperture immunitarie non complete. Insomma, quindi tutti questi fattori ci fanno sperare che la variante indiana non si svilupperà da noi come si sta sviluppando in Inghilterra. L'ultima cosa che volevo dirvi a questo proposito è che comunque quando leggiamo l'Inghilterra ha bloccato le riaperture, tenete conto che oggi l'Inghilterra ha più o meno lo stesso livello di apertura, anzi un po' di più rispetto alle zone bianche in Italia. Quindi non stiamo parlando di un ritorno a lockdown o situazioni, no, di restrizioni importanti, stiamo parlando di un rallentamento, diciamo, di passaggio dalla zona bianca alla libertà assoluta. Quindi insomma anche lì è vero, la situazione è preoccupante, ma non è certo drammatica come mesi fa, quando l'Inghilterra ha dovuto rimanere in un vero lockdown, ok? Quindi insomma la situazione è attualmente proprio per questo motivo, perché è una variante che effettivamente corre ma non dà malattie gravi, perché i soggetti sono vaccinati, quindi la proporzione di persone che hanno malattie gravi è comunque più bassa rispetto a quello che accadeva quando non c'erano ancora i vaccini. Per cui insomma il modo di controllare questa malattia è senza dubbio correre con la campagna vaccinale. Mi pare insomma che i dati che sono stati riportati ci facciano capire che siamo su una buonissima strada, sia per quanto riguarda la prima dose che poi i richiami, insomma, nei tempi previsti ovviamente dalle ditte farmaceutiche. Allora, qualche aggiornamento sulla situazione in Veneto. Allora, intanto ad oggi noi abbiamo depositato nel database internazionale e in quello nazionale 1182 sequenze. Rispetto al database nazionale che è stato creato recentemente, siamo la regione che ha depositato più sequenze a livello nazionale. Oltre al sequenziamento completo, noi stiamo facendo anche moltissimi sequenziamenti parziali. Sono dei sequenziamenti solo della proteina spike, quindi non di tutto il genoma del virus, e sono molto utili e molto importanti perché ci permettono di identificare subito le varianti, e di questi ne abbiamo fatti 2479, quindi quando si parla di numero di virus sequenziati nel nostro territorio dobbiamo sommarli, perché anche il sequenziamento parziale permette perfettamente di identificare le varianti, ed è un metodo estremamente utile, ed è un metodo che caratterizza il virus, e poi su una selezione di questi si fa appunto il sequenziamento totale. Allora, noi abbiamo pubblicato a fine maggio un report sull'andamento delle varianti in Veneto, in cui dicevamo, allora in generale che in Veneto esistono 28, si chiamano lineage, lignaggi in italiano non so bene, comunque gruppi genomici di virus. Questo non significa molto, significa che c'è una variabilità di questo virus, ma significa che insomma siamo in grado col nostro sistema di sorveglianza di evidenziare rapidamente tutte le diverse tipologie di virus che circolano nel territorio, abbiamo isolato, devo dire molto precocemente, tutte le abbiamo trovate subito, spesso come prime in Italia, tutte e quattro le varianti
of concern, VOC si chiamano, variant of concern, vuol dire quelle preoccupanti, ok? Sono tutte preoccupanti appunto per questioni che riguardano la contagiosità e la possibilità di una risposta ridotta ai vaccini, ok? Nessuna preoccupazione rispetto a patogenicità, letalità, cioè le caratteristiche di questi virus è di essere più contagiosi e di avere qualche possibilità di scappare rispetto ai vaccini. Quindi le abbiamo tutte in Veneto, come tutte in Italia, l'inglese, l'indiana, la sudafricana e la brasiliana. Abbiamo caratterizzato anche delle altre varianti che non sono preoccupanti, sono di interesse. Le CDC prima identifica le varianti di interesse, cioè quelle che potrebbero avere delle mutazioni che potrebbero renderle preoccupanti. Queste vengono studiate e poi si decide se upgradarle a preoccupanti oppure no. Ne abbiamo anche di queste appunto di interesse, che sono la C36, che è una variante egiziana che deriva dall'Egitto, e la B.1.620 che deriva dal Camerun, almeno inizialmente è stata trovata in Camerun e poi comunque si è diffusa in diversi paesi, e anche questa insomma è una di quelle varianti da tenere sott'occhio perché potrebbe diventare una variante diciamo preoccupante. Ad oggi è assolutamente prevalente la variante inglese, ok? Quindi la variante alfa, con percentuali superiori al 94% dei virus isolati sul nostro territorio. Ma abbiamo isolato, in questo report avevamo riportato 28 casi, a cui però ne vanno aggiunti altri 22 di variante appunto la Delta o la variante indiana. Allora attenzione, perché il numero vi può sembrare elevato. Sì. Mi perdoni. Sì, sì. Non ho capito il passaggio dai 28 casi ai 22. Sono da sommare, nel senso che nel report che probabilmente avete visto e che è pubblicato sul sito dell'istituto si parlava di 28. Io ovviamente, siccome oggi venivo qua, mi sono fatta fare un report delle ultime sequenze fatte e se ne aggiungono altre 22. Ok? Quindi il numero, esatto, 50 potrebbe sembrare elevato, ma dobbiamo tenere presente che la maggior parte di questi virus, di questi tamponi, deriva da un focolaio epidemico di variante indiana che è accaduto, si è manifestato nella provincia di Treviso, in cui sono stati coinvolti diversi nuclei familiari, probabilmente a partire da un episodio in un'azienda del territorio in cui vi sono dei lavoratori stranieri, fra cui anche dei lavoratori indiani, e quindi è abbastanza probabile che l'infezione sia originata in questo stabilimento produttivo, probabilmente a seguito di contatti del personale con persone che tornavano e rientravano dall'India. Da questo focolaio appunto si sono creati altri piccoli focolai a livello familiare, che però sono stati tutti, devo dire, veramente prontamente tracciati e messi in quarantena dall'ASL 2, l'ASL di Treviso. Sono state fatte un numero estremamente elevato di tamponi, ovviamente su tutti i dipendenti dell'azienda e poi su tutti i contatti dei familiari. Sono stati trovati ulteriori casi rispetto a quelli iniziali, e questo è il motivo per cui poi il numero delle nostre sequenze è aumentato, perché ci sono stati inviati i tamponi per verificare che si trattasse dello stesso virus, ma messi tutti in quarantena. Ovviamente vengono rifatti i tamponi periodicamente. Ad oggi il focolaio si sta spegnendo, nel senso che mi hanno detto che ieri c'è stata un'unica ulteriore positività, ma quindi insomma il focolaio è stato perfettamente circoscritto ed è in corso
percorso di risoluzione. Per cui in questo momento io non vi so dire se la variante indiana sta crescendo nel nostro territorio, mi verrebbe da dire di no, nel senso che appunto questo è un cluster e i numeri derivano da quello, gli altri casi sono tutti casi isolati, nella maggior parte dei casi legati a rientri dall'India e anche qui tracciati perché sapete tutti i viaggiatori che rientrano da paesi extraeuropei vengono sottoposti a tampone, quindi vengono tracciati, e i positivi messi in isolamento non hanno mai dato origine a ulteriori focolai, ulteriori casi. Per cui adesso aspettiamo il prossimo studio da parte dell'ISS, nel senso che l'ISS ogni mese, l'Istituto Superiore di Sanità, organizza uno studio a livello nazionale con una numerosità campionaria statisticamente significativa per vedere proprio l'andamento delle varianti nel tempo, e vedremo il prossimo e comunque continuando anche noi a sequenziare sul territorio se la prevalenza davvero aumenta, però in questo momento la situazione sembra essere sotto controllo. Le altre varianti sono tutte veramente in percentuali bassissime, comunque tutte al di sotto ampiamente dell'1%, per cui insomma non mi sembra che ci siano assolutamente situazioni di preoccupazione. La cosa importante è continuare a tracciare, continuare a fare i tamponi e continuare a sequenziare, in modo insomma che se vediamo delle variazioni possiamo intervenire prontamente. Vediamo se ci sono domande. Sì. Perfetto, grazie dottoressa Ricci. Io ho due richieste, Moscati e Zambon. Prego Moscati. Sì, buongiorno dottoressa. Buongiorno. Allora, prima ne ha parlato lei appunto della fase estiva che chiaramente ci facilita, perché a quanto sembra, ma questo lo chiedo a lei, il virus, pur essendo più contagioso, si comporta come lo si è comportato lo scorso estate, la casa madre, diciamo, per cui ha delle difficoltà nell'estate. Allora viene da pensare, la mente porta al famoso virus clinicamente morto di cui parlavamo lo scorso anno, e di quel fattore che ci aveva anche spiegato il dottor Rigoli, del fatto che nel momento che venivano evidenziati questi tamponi davano pezzettini di virus che avevano bisogno di più amplificazioni per essere. È la stessa situazione questa o è diversa? No, allora la situazione è simile a quella dell'anno scorso. Io non parlerei di virus clinicamente morto, non l'ho detto io, ma penso che chi l'ha detto che era un clinico intendeva che la malattia vista dal punto di vista clinico non c'era più, perché non c'erano i malati. Quindi non era il virus che era clinicamente morta, era la malattia clinica che non si vedeva più, ed è quello che stiamo vedendo anche adesso, no? Man mano il virus c'è, circola, perché i positivi li troviamo, circola meno, ma i malati sono sempre meno, ok? Da cosa è legato? Questa è una malattia a trasmissione respiratoria, cioè voi pensate all'influenza, quante influenze normalmente vedete in estate, vediamo in estate, no? Lo sappiamo tutti, cioè l'influenza è una malattia stagionale dell'autunno e dell'inizio dell'inverno, no? Perché questa è proprio tipica delle malattie respiratorie che si diffondono molto meglio in ambienti chiusi, perché i virus respiratori si trasmettono fra persona e persona attraverso l'infezione delle vie respiratorie, quindi l'ambiente chiuso favorisce la trasmissione, e anche i meccanismi di difesa del nostro apparato respiratorio d'estate sono molto più efficaci, ok? Quindi le malattie respiratorie tutte d'estate si manifestano e si trasmettono molto meno, e il Covid-19 non fa eccezione, per cui sicuramente ci aspettiamo anche quest'estate un andamento più favorevole, ma rispetto all'anno scorso abbiamo la vaccinazione, quindi... Ma siccome alle persone, io interpreto ovviamente le domande delle persone, certo. Le persone della sequenziazione, di queste cose tecniche poco importa, vogliono sapere, ma io mi posso ammalare? Cioè questa è la domanda.
io sono sicuro con la vaccinazione di non ammalarmi, io so che è più pericoloso oppure non è più pericoloso questo, è questo che interessa, per questo hanno bisogno di una rassicurazione. Certo, allora la prima cosa che penso sia importante dire è che le persone vaccinate possono essere positive al virus e questo non stupisce nessuno, è normale. Il vaccino non è lo scudo di Goldrake, cioè non è che il virus arriva e rimbalza, quindi anche una persona vaccinata può entrare in contatto col virus e può infettarsi, quindi il fatto che noi facciamo un tampone nasale a una persona vaccinata e la troviamo positivo non è un problema, non stupiamoci di questo. Quella persona però è molto improbabile che si ammali ed è praticamente impossibile che sviluppi una malattia grave, quindi il vaccino protegge in parte contro l'infezione, in gran parte contro la malattia e moltissimo contro le forme gravi, ok? Quindi le persone vaccinate devono stare tranquille che hanno meno probabilità di infettarsi, ma anche se si infettano hanno una probabilità bassissima di ammalarsi e di ammalarsi gravemente, quindi il vaccino protegge da questo punto di vista. Chi si infetta vaccinato ha anche una probabilità molto più bassa di essere contagioso, perché l'eliminazione è praticamente inesistente, quindi io mi infetto ma non mi ammalo e non contagio, ed è questo il motivo per cui i vaccini funzionano. Vede, ma lei è molto chiara, però poi cozza contro tutto quello che invece viene detto, cioè del tipo, lei ha detto con l'aria aperta, il virus, il caldo e tutto questo che stiamo dicendo adesso va a cozzare contro, ma dovete portare la mascherina, ma non dovete questo, ma non dovete quello, che invece magari aiuta, perché lei dice, giustamente, lo sappiamo tutti, l'aria aperta, eccetera, il mare, il sole, e questo aiutano. Sì. E allora la gente dice, ma prima mi dicono una cosa e poi mi dicono un'altra, perché devo tenere sta mascherina, io vedo gente assolutamente anche anziana, per cui sicuramente, parlo di qua ovviamente vaccinata, e che ha questa mascherina che gli impedisce quasi di camminare all'aperto pur andando da soli o in bicicletta, che è ancora più pericoloso, per cui qualche volta andrebbe anche dato un segnale un pochettino di tranquillità a queste persone, perché ne va dei loro anticorpi. Certo. E questa era la cosa che volevo chiedere, un'altra era quella sulla la copertura. Lei ha detto che l'Inghilterra ha fatto questa scelta di distanziare queste vaccinazioni. Ieri il professor Galli ha detto che forse tutto sommato questa seconda dose di AstraZeneca, visto e considerato, l'ha detto proprio lui, che sarebbe, visto e considerato che dà una buona copertura lunga, perché sono stati fatti il calcolo dei 3 mesi, no? Eccetera, eccetera, e adesso siamo in un momento di fase un pochettino meno, più tranquilla da questo punto di vista, varrebbe quasi la pena di attendere e di fare direttamente l'altro vaccino Pfizer, cioè un po' per tutti. Questo era il discorso che aveva fatto. E allora come si quantifica questa copertura? Cioè, se uno fa un test degli anticorpi può sapere, ci sono dei range, non lo so, è valutabile questa? Ok. Vuole che andiamo a ritroso nelle domande? Allora, la risposta a quest'ultima domanda è no. Togliete dalla testa di tutte le persone il fatto che abbia senso fare la titolazione degli anticorpi, a meno che non sia fatta su richiesta del medico, ok? Che per un qualche motivo, per valutare l'opportunità o meno di vaccinare ad esempio chi ha avuto il Covid, eccetera, ritenga di voler vedere il titolo anticorpale, però deve essere un medico che per motivi, no, di conoscenza del paziente decide di farlo, altrimenti non ha nessun senso, perché ad oggi non è possibile definire qual è il titolo anticorpale che dà
confrontare il titolo anticorpale col livello di protezione, ok? Non serve a niente. Quindi uno può avere titolo 10, uno può avere titolo 7000, ok? Ed essere entrambi perfettamente coperti rispetto all'infezione, per cui veramente non serve a nulla. Fine. Sul fatto adesso io non so cosa ha detto il professor Galli e non mi permetto neanche di controbattere, nel senso che dico, io insomma sono mi conoscete ormai un po', tendo a fare il mio mestiere e il mio mestiere è quello di guardare questo virus e conoscerlo, non sono un clinico, vedendo l'esperienza inglese io credo che non sia corretto posticipare ulteriormente la seconda dose, cioè per essere ben coperti rispetto a questo virus bisogna seguire quello che dicono le prescrizioni delle ditte farmaceutiche, quindi fare entrambe le dosi nei tempi previsti. Non c'è neanche motivo di pensare che la vaccinazione eterologa non sia efficace. Tutte le esperienze scientifiche fino ad oggi dimostrano che anche utilizzare 2 vaccini diversi per la prima e la seconda dose è altrettanto efficace rispetto alla copertura vaccinale, quindi vanno fatte le 2 dosi nei tempi previsti. Credo l'ha detto ieri mattina. Ma non può essere. Sì. Scusate. Formuliamo delle domande oppure proseguiamo, per favore. Io ho concluso. Ok. Grazie. Martina Zambon. Dottoressa, io non le chiedo nulla perché è stata di una chiarezza cristallina. Volevo chiederle invece l'evocazione da parte del Presidente Zaia più volte di trasformazione di un polo internazionale per quanto riguarda il suo istituto. È un auspicio, è qualcosa su cui davvero avrebbe senso anche in un'ottica di condivisione, immagino a livello europeo come minimo, delle esperienze che sono state così intense durante quest'ultimo anno. C'è qualche ipotesi o certo, qualche tipo di connessione che secondo lei potrebbe aiutare tutti? Allora, il nostro istituto ha un ruolo internazionale, vi ricordo che noi siamo centro di referenza europeo per l'influenza aviaria e quindi abbiamo già un'attività che è proprio questa anche tipo di attività. Noi sequenziamo virus influenzali da tutto il mondo, da tutta Europa ma da tutto il mondo e siamo un laboratorio di riferimento da questo punto di vista, per cui abbiamo già un punto di vista internazionale. Quello di cui stiamo discutendo insomma col Presidente e con l'assessore è quello di potenziare la nostra attività di sequenziamento anche sul coronavirus. Io ci tengo sempre a dire, appunto, noi siamo un istituto che ha una vocazione diversa, noi dobbiamo continuare a fare la nostra attività, che è quella di essere un presidio della sanità animale, delle malattie che si trasmettono dagli animali all'uomo, quindi non possiamo ridurre la nostra attività per quanto riguarda appunto la nostra mission più importante. L'auspicio è quello di potenziare questa attività in modo da poter svolgere, essere di riferimento sia per il coronavirus che per i temi per i quali già siamo di riferimento. Alda Manzano. Dottoressa, velocissimamente, quindi noi abbiamo una prevalenza della variante alfa inglese, sì, 94% e al momento 50 casi di variante delta. Sì. Giusto? Sì. Il 94% in valore assoluto quant'è? In valore assoluto? Beh, era il 94%, ma era rispetto nella survey quella dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi fatta su un numero statisticamente significativo di campioni che l'Istituto ci aveva richiesto, che se non sbaglio erano, eccoli qua, 137. Quindi abbiamo avuto 137 quindi casi erano di variante. 129 sequenze di variante inglese su un totale di 137 ed è il dato che è statisticamente più forte perché è un campionamento random sul territorio quindi regionale. Finora abbiamo avuto 129 casi di variante inglese in Veneto. No, in totale sono tantissimi, ecco. Non so se adesso vediamo. Allora, sono 711 in totale in Veneto da gennaio a maggio. Da gennaio a maggio abbiamo 711 casi di variante inglese.
Però le dico 50 di variante Delta. ad oggi, sì. Grazie. Però appunto ricordatevi che i numeri assoluti, siccome possono derivare da focolai, a volte lasciano il tempo che trovano. Più perché sono quelli sequenziati. Sono quelli sequenziati, ma se noi sequenziamo 40 casi da un singolo focolai, quello statisticamente vale 1. Ok? Quindi è per quello che questi studi che hanno una valenza statistica sono quelli più importanti, che danno insomma una risposta più chiara. Bene, grazie. Se non ci sono altre domande per la dottoressa Ricci, mi pare ci fosse una comunicazione dell'assessore Lazzarini Facciamo veloce. su una anche perché- delibera sì. abbastanza importante. Facciamo Prego, veloce anche perché è già tardi, comunque nel pomeriggio vi arriva un comunicato più dettagliato anche con le tabelle riepilogative, quindi insomma avrete tutti i dati, ma siccome era stato più volte chiesto rispetto alle prestazioni sospese, galleggianti, insomma che durante il periodo in cui avevamo bloccato le attività si erano accumulate. Allora ieri in giunta è passata una delibera riepilogativa che quindi che mette in atto un nuovo piano operativo per il recupero delle prestazioni che sono state quindi non erogate a causa del periodo della pandemia. Poi troverete anche le date quando sono state sospese, quindi perché noi abbiamo avuto 3 sospensioni, 2020 inizio, quindi quando c'è stato il lockdown complessivo, poi abbiamo avuto la sospensione verso fine anno fino a fine gennaio più o meno, e poi l'ultima sospensione che è stata quella di marzo-aprile. Quindi si sommano insomma 3 periodi di sospensione che erano sospensione, ricordiamolo, dell'attività specialistica non urgente ed emergenza, quindi tutte le attività specialistiche ambulatoriali a 30 e 60 giorni, che venivano quindi poi definite come quelle a 30 e 60 giorni, e anche l'attività poi di ricoveri legati a interventi non programmati ma non urgenti, no? Allora, questa delibera cosa dice? Dice che le USL hanno tempo fino al 30 di giugno, quindi hanno 15 giorni per fare un piano e per definire quindi le modalità con cui da qua a fine anno recupereranno le prestazioni. Le modalità che noi indichiamo sono di 3 tipi e sono quelle previste a livello nazionale, che hanno anche dei finanziamenti insomma, che c'erano già stati assegnati e non del tutto spesi, perché poi c'è stato appunto il continuo blocco delle attività, che sono quindi quello di poter fare acquisto di prestazioni del personale, quello di poter quindi avere acquisto di prestazioni del personale della dirigenza del comparto, e quindi vuol dire poter chiedere prestazioni aggiuntive, quantificandole ma anche pagandole una certa cifra, che era la cifra che era già stata definita, 80 euro per i medici, 50 euro per gli infermieri, la possibilità di assunzioni a tempo determinato, però qui le assunzioni insomma entriamo sempre nel solito discorso della carenza del personale, quindi è una possibilità che c'è ma che purtroppo non trova tutto insomma questo spazio, e anche l'acquisto di prestazioni dal privato accreditato, qualora appunto ci fosse privato accreditato specifico su quelle branche o comunque insomma rispetto a delle esigenze specifiche possono anche ricorrere a questo. Quindi le USL entro il 30 di giugno faranno un piano specifico rispetto al recupero di tutte queste prestazioni con queste tre tipologie. Chiaramente previsto anche quando parliamo di prestazioni aggiuntive farle oltre l'orario, quindi sabato, domenica, durante i weekend, i prefestivi, insomma, quindi anche utilizzando quegli spazi. Allora, la sommatoria delle prestazioni appunto che si sono accumulate oggi ci dà questi numeri: 289.000 prestazioni, che sono la specialistica ambulatoriale, quindi quella che dicevo prima, che possono essere sia visite di primo accesso, quindi una prima visita, sia anche la visita poi successiva legata a controlli o comunque a maggiori verifiche. E poi ci sono anche il dato relativo allo screening, che però vorrei specificare non è mai stato sospeso lo screening, quindi lo screening è continuato, solo che cosa si è verificato, perché anche lo screening a chiamata che noi facciamo, mandiamo la lettera e quindi facciamo le campagne di informazione, di screening alla popolazione,
si è verificato che molte persone non se la sono sentita insomma di andare quando era inserito a fare quindi lo screening, e quindi si è accumulato un po' di screening anche in questo senso, ed è lo screening appunto di primo livello e poi anche di secondo livello, diviso tra il mammografico, il cervicale e il colon rettale. Cuba totalmente 198.000 prestazioni di screening che non sono state erogate, che ripeto sono quelle che in molti casi il cittadino, per paura di entrare in ospedale, sappiamo insomma, perché comunque in quel momento poteva essere anche un cittadino che era a contatto con un positivo, insomma sicuramente ci possono essere diverse situazioni, non si è recato alla chiamata che era stata fatta. Comunque avrete un comunicato molto dettagliato anche con le tabelle, quindi con tutti i dati. Grazie Assessore. Alda Danzan per l'assessore Lanzarini. Assessore, per cortesia, quando parlate di, ho capito che sono modalità definite a livello nazionale, ma l'acquisto di prestazioni significa che io US pago extra il mio medico, il mio infermiere, in orari extra, tipo il sabato o la domenica, e li pago a prestazione o a giorno? No, sono tariffe orarie queste, tariffe orarie queste. Allora, ok, va bene. Quindi se che sono state definite a livello nazionale. Sì, questo è chiaro. Quindi è però l'acquisto nel senso che il mio medico della mia US me lo tengo e lo pago extra. Grazie. Tosatto. Sì, soltanto è stato indicato un limite entro il quale queste prestazioni dovranno essere recuperate. Fine dell'anno, 31-12 dicembre. Al 31 dicembre. Bene, grazie. Se non ci sono altre domande, chiudiamo qui. E ringraziamo la dottoressa Ricci per i dati e le spiegazioni. Sempre interessante e chiara. Sì, così. No, anche così poi adesso mi individuo la persona. Vede che